Il poeta Gianni Rodari direbbe il cielo è di tutti, ma in questa immagine è solo delle montagne. Cieli azzurri, neve scricchiolante, un sole primaverile, giornate meravigliose sulle cime dell'altopiano per una stagione sciistica che nonostante la pandemia porta a casa al momento un buon risultato. Quest'anno finalmente abbiamo fatto delle buone vacanze con un bel afflusso e soprattutto con le piste in ordine, perciò anche i clienti molto soddisfatti e molto contenti. Perciò siamo molto soddisfatti di come sono state le vacanze e di come sta andando anche in questi giorni infrasettimanali, dove di solito c'è un calo. Devo dire che bene, l'afflusso è buono perché i paesani, il paese di Asiago di Gaglio, stanno venendo a sciare da noi molto volentieri, appunto perché abbiamo anche delle piste buone e ottime. E negli impianti di risalita attivi i controlli. Controlliamo naturalmente agli accessi degli impianti, alle casse, chi ha il Super Green Pass da parte degli operatori degli impianti e le forze dell'ordine che ci danno un supporto se c'è bisogno di un ulteriore controllo. Sta andando a sciare? Sì, bene dai, giornata è bella, qua le piste anche, per cui via, 4 curve andiamo a farcele, via. Tanto sole e poca neve? Purtroppo sì, altri 30-40 centimetri non guasterebbero, vero? Mi sono divertita e faccio su e giù così anche per riscaldare un po' i muscoli, anche per domani proveremo il Verena. Non lo so, vediamo. Siete qui in vacanza? Sì, siamo 5 giorni, perché a me piace molto l'altopiano. È pronto per andare sulle piste da sci? Beh, sono sempre pronto ad andare sulle piste da sci. Sono un appassionato, all'alto dei miei quasi 80 anni. C'è poca neve. Però c'è tanto sole. Sì, quello sì. Speriamo vada via il sole e arrivi la neve.